Friuli Venezia Giulia, capitale mondiale del rock. Sembrava impossibile, eppure la straordinaria performance di Bruce Springsteen davanti a 40.000 spettatori entusiasti allo stadio Friuli di Udine ha confermato che il Tris Dassi Madonna Boss Coldplay voluto dalla regione e organizzato da Zelea Promotion è di quelli che non si dimenticheranno facilmente. 80.000 spettatori in una settimana tra la regina dello show e Bruce, che arriveranno almeno a 120.000 quando a fine agosto, sempre sul prato dell'Udinese, si esibiranno gli attesissimi Coldplay. Sono questi i numeri di una grande festa musicale che ha richiamato oltre il 50% complessivo di presenze dall'estero, dalle vicine Slovenia, Croazia ed Austria fino al nord Europa, alla Germania, all'Inghilterra, alla Svezia e perfino alla Finlandia, considerando che da Tampere sono partiti in molti per l'ultimo dei 3 appuntamenti italiani di Springsteen, forse il più intenso ed emozionale dopo Roma e Torino. Quest'estate il Friuli Venezia Giulia è la capitale del rock mondiale, perché dopo il grande successo di Madonna, proprio in questo stadio una settimana fa, ritorniamo a distanza di 7 giorni con la leggenda vivente del rock Bruce Springsteen e con il pienone anche questa volta. Credo che il calendario di quest'estate davvero non abbia precedenti nella storia della nostra regione. Siamo soddisfatti di aver fatto di Udine, ma in realtà di tutta la regione, una crocevia importante per la musica mondiale, la musica che conta davvero. Siamo molto contenti anche delle presenze turistiche, perché il 55% dei biglietti venduti questa sera provengono da fuori dei confini nazionali. 2 ore e 41 minuti di palcoscenico, di energia, di grinta, di voce forte e chiara, di pathos e di ideale armonia con il pubblico, dai fans che lo seguono ovunque a quelli che hanno fatto di tutto per vedere un quasi sessantenne cantare e comunicare con la passione senza tempo, esaltante per non dire sorprendente, quando non si è concesso un solo secondo di pausa per quasi un'ora e mezza di musica e magia canora. Mandi Udine, quel ciao Udine in friulano, ripetuto, urlato più volte, ha lasciato il segno, mostrando uno Springsteen terrestre non marziano, uno splendido esemplare di artista per la gente e tra la gente, rispettoso di origini e tradizioni, curioso di ogni spunto che lo legasse all'aria che respira, ovunque unica ma uguale in qualsiasi parte del mondo. Da Napoli a Udine, Bruce unisce l'Italia, c'era scritto su uno dei tantissimi cartelloni esposti dagli affezionati del Prato, proprio sotto il palco, assieme alle consuete richieste per una scaletta esclusiva, cucinata al momento. Ed è vero, anzi è molto di più ciò che regala, quella sensazione di essere cittadini di un mondo senza confini, abbracciati nei brividi di Born to Run o di Born in USA, quando sembrava che anche i fili d'erba ed il cemento dello stadio ballasse, cantasse, gioisse in libertà. Musica, spirito e rumore, questa è l'essenza di una serata memorabile che il boss ha descritto e condotto passo dopo passo, chiamando tutto il pubblico a viverla con lui. Canta, è bene un bambino in prima fila. Bruce imbraccia una ragazza che lo bacia sulla guancia, teneramente, come in un sogno di mezz'estate. Un percorso suggestivo quello di Springsteen a Udine, aperto da Sherry Darling, passato dalle storiche Hungry Heart, Born to Run e Born USA, ma anche dalla nuova Working on a Dream e concluso da un'infinita Dancing in the Dark e da quell'omaggio che non ti aspetti, al grido di Come on baby, twist and shout, che ha beatamente spremuto le forze residue del pubblico anche grazie ad una E-Street Band travolgente, come la panna fresca e saporita sopra un gelato Doc. Goodbye boss, see you soon.